Sembra come essere a scuola qua. Sì. Non ve l'aspettavate tutta sta gente? No. Dove sei? Treviso. Perché mi prendi la corriera? Perché vado a passare una giornata a Jesolo per Pasquetta. Tutti a Jesolo? Una piccola folla che non ti aspetteresti la mattina presto di Pasquetta, ma la voglia di mare è così tanta che anche alzarsi ben prima delle 8 oggi non pesa proprio. Così questa mattina, dalla storica Siamici, nel cuore di Treviso, è ripartita la linea della MOM che collegherà per tutta l'estate la Macca al suo mare. 8:28 l'arrivo della prima corriera prolungata, con un successivo bis, visto il successo immediato del servizio. Come mai hai corriera? Perché è più veloce. Esatto. Si fa prima. E si è anche più sicuri magari? Esatto. Esatto. Poi c'è chi punta già all'indipendenza. Meglio la corriera che non la macchina? Sì, Perché? perché i genitori non ci accompagnano. Pallone a Jesolo? Cosa sì. andate a fare a Jesolo? Andate a giocare in spiaggia? Sì, si sta. Decisamente una sorpresa per chi pensava che andare in corriera a Jesolo fosse un ricordo di papà e nonni che non potevano permettersi la Vespa o la 500. Quasi un ritorno al futuro con tanto di ultime tecnologie. Sono tutti tecnologici. Tutti con l'applicazione. Una scelta fatta per convenienza ma anche per sicurezza, anche per tante famiglie, come ci racconta uno degli autisti veterani della tratta. Lei che sono un po' di anni che fa questa strada qua, è sempre più pericolosa. Sì, c'è sempre più macchine, sempre più mezzi in giro, quindi automaticamente aumenta anche la pericolosità delle strade. Lei sta più attento alle macchine o alle moto quando la superano? Diciamo che stiamo più attenti alle moto che rispetto alle macchine, perché loro tendono, essendo dei mezzi piccoli, tendono sempre a svicolare in mezzo agli altri mezzi. Quindi bisogna avere 6 occhi. 6 occhi, esatto. Nel periodo estivo ci sono anche diverse famiglie intere, perché comunque tempo un'ora si è giù. Le corse bene o male viaggiano in modo abbastanza regolare. È l'ottica che dovremmo avere un po' tutti quanti per il futuro, insomma. Ecco. Alla fine è immancabile il saluto a chi rimane in città. Tutti a Jesolo? Sì! Ciao Andrea!